In onda è tutto un magna magna. Cucina all'italiana con Sammy Varin. Siete dei pazzi, ve lo sapete che abbiamo proprio la clac per questa trasmissione che va in onda il mercoledì intorno a mezzogiorno e poi in replica la domenica alle 12:30. È tutto magna magna, appuntamenti da non scordare, feste, sagre, eventi, ma tutto in versione glocal. Guarda come parlo come un comunista stamattina, nel senso che le cose famose, le cose frequentatissime non le vogliamo. Piccoli appuntamenti sul territorio dove si mangia, si beve, si corre, si ride, ci si diverte, si ascolta musica e io ringrazio tutti coloro che si sintonizzano appositamente, schifano Radio Libertà, ma hanno scoperto che c'è una trasmissione che non fa nessuno, perché tutte le radio famose parlano solo di eventi famosi, quelli dove fai un'ora di coda, quelli dove paghi un fracco di soldi. E noi la nostra filosofia è parlare proprio delle persone normali, delle persone che non vogliono fare un successo della Madonna, non vogliono diventare ricche, vogliono soltanto campare e far provare belle emozioni, come gli artisti, i cantanti, le persone che intervisto su queste frequenze. Sono persone normali che però hanno ancora il coraggio di alzare la testa e dire: voglio vivere, voglio fare qualcosa, voglio lasciare qualcosa. Beh, oggi cominciamo con la musica, perché fagli vedere la locandina, dai, perché ci segue in diretta non posso far finta di niente. Voi che non siete più giovanissimi, ma anche voi giovani che avete capito però che gli artisti di oggi fanno solo porcherie musicali, beh, questo venerdì sera alle ore 21 a Gallarate in provincia di Varese a Teatro delle Arti la Compagnia delle Note presenta uno spettacolo musicale fantastico, I migliori anni. Venerdì 24 aprile ore 21, Gallarate Varese, Teatro delle Arti, Iva Zanicchi, Mal, Donatello, Giampieretti, Santino Rocchetti. Ragazzi, roba buona per tornare indietro nel tempo, ma per far conoscere dal vivo questi personaggi ai vostri figli, ai vostri nipoti, proprio dietro casa. Eventi assolutamente non pubblicizzati, quasi mai li vedete in televisione questi personaggi, non vi capita di trovarli lì a 2 metri da voi. Quindi se volete conoscere Malo, Iva Zanicchi o i grandi anni 60-70, vi conviene farvi trovare questo venerdì 24 aprile alle 21 fuori dal Teatro delle Arti di Gallarate, provincia di Varese. Non assicuro niente, nel senso che non vi so dire se ci sono ancora posti, è il caso magari è che facciate un colpo di telefono, che chiediate informazioni. A proposito di appuntamenti da non scordare, li abbiamo ospitati qualche settimana fa gli amici di Elena's Farm di Trovo in provincia di Piacenza e praticamente una specie di agriturismo. Ufficialmente non lo è, ma guarda, vi mostro le immagini. Guarda qua. Io non lo so cosa avete da fare questo weekend. Certamente se non volete stare con il culo sul divano tutto il sabato, tutta la domenica, Elena's Farm, questa fattoria che si trova appena fuori Milano, a Trovo in provincia di Pavia, il 26 aprile vi offre un pranzo a un prezzo pazzesco. Il piatto di carne grigliata più contorno più una birra più dolce a 25 euro a testa. Chiaro che
è una roba che bisogna preparare prima ed è per poca gente, quindi le prenotazioni da subito. Elenas Farm a Trovo Pavia, ma neanche mezz'ora da Milano, ragazzi, prendete la Milano-Genova, una delle prime uscite dell'autostrada, carne grigliata, contorno, birra dolce, 25 euro, e non posso che dirvi, fateci un pensierino, ragazzi miei, soprattutto perché, ripeto, il mio tentativo, a volte è arduo, però a volte ci riesco, è farvi dire alla moglie, prendiamo e andiamo a fare un giro questo weekend? Magari anche lontano, ci fermiamo anche a dormire, ma in questo caso vicinissimo da Milano, senza neanche pensare di perdere l'intera giornata, si fa soltanto un pomeriggio. Ce ne sono di cose belle sul territorio, bisogna soltanto avere ancora voglia di vivere, ce l'abbiamo, sì. E allora guardate qua, nelle terre di Cerreto Laziale, Cerreto, siamo nella zona di Roma, si rinnova l'antica festa. Già, là dove storia e leggenda si intrecciano sotto lo sguardo vigile della gatta. Fammi vedere questa locandina. 24 e 25 aprile le vie del borgo torneranno a vivere di colori, suoni, tradizioni d'altri tempi. Arriva la festa della gatta. Oh, tra vessilli al vento, nobili cortei, antichi fasti, si contenderà l'onore supremo, il glorioso trofeo della gatta. Che ciascun cuore arda di passione e che la festa abbia inizio. 34esimo anniversario della festa della gatta a Cerreto Laziale. Celebrazione eucaristica e processioni in onore di Sant'Agata Martire, ma soprattutto bella idea per un weekend fuori porta. 24-25 aprile, Cerreto Laziale, Roma. E non l'avevate mai sentita nominare, ditemi la verità. Andiamo a Saluzzo, in provincia di Cuneo. Anche questa è una roba, ragazzi, che non viene pubblicizzata da nessuna parte, ma che è spettacolare. La 32esima festa degli Spaventapasseri di Castellara. Siamo a Saluzzo, in provincia di Cuneo, 3-10 maggio. Lo Spaventapasseri, questa associazione culturale di Saluzzo, vi invita a questo evento veramente unico che inizia domenica 3 maggio e si conclude poi il 9 e il 10 di maggio. Chiaramente sono robe che poi trovate su internet, non le ascolterete su radio DJ, ma su internet c'è tutto quanto, e qui sono posti anche bellissimi, e dove però ci dovete portare vostro figlio, vostro nipote, almeno per una volta si fa un viaggio tutti insieme, dai che si può fare. Vinessum, che è una roba dove si mangia, ho capito. 16 e 17 maggio, l'antico convento San Francesco di Bagnacavallo, siamo in provincia di Ravenna, torna a riempirsi di calici, vignaioli appassionati per la 7ª edizione di una delle fiere e feste più amate del vino artigianale. 2 giorni per incontrare vignaioli artigiani, assaggiare i vini, scoprire i prodotti gastronomici artigianali e acquistare direttamente dai produttori in un luogo unico, il chiostro storico del convento, cuore pulsante dell'evento. Slurp, Yum, mangia e prega, bevi e prega. Primavera, vino e amici, dalla pausa pranzo fino all'aperitivo, tra chiostro, giardino e porticati, un'atmosfera perfetta per bere bene, mangiare bene, parlare con chi il vino lo fa davvero, un'occasione per scoprire vignaioli artigiani, degustare, portare a casa le bottiglie preferite. Cosa devo dire se non fateci un pensierino? Bagnacavallo, Ravenna, antico convento San Francesco, 16-17 maggio. Poi non dite che non ve l'ho detto.
fa venire fame solo a pensarci, 34esima sagra dell'asparago. Dove siamo questa volta? Mi sono già perso. Siamo a Mesola, provincia di Ferrara. Un evento imperdibile tra tradizione, gusto e divertimento. Ti aspettano serate ricche di musica, spettacoli, momenti di convivialità per celebrare insieme uno dei sapori più amati del territorio. Uno stand gastronomico attivo tutti i giorni con tante specialità a base di asparagi. Servizio bar sempre disponibile per accompagnare ogni momento della festa. Vieni a vivere l'atmosfera della sagra e lasciati conquistare dai sapori e dall'allegria. 34esima sagra dell'asparago, 7 giorni di musica, cibo e magia sotto le stelle. Siamo a Mesola, in provincia di Ferrara. Si comincia il 24 aprile, si prosegue fino al 3 di maggio. Dove vado? Dove vado? Siamo a Gaggiano, finalmente un po' vicino a Milano, ragazzi miei. Fiori e arte sul Naviglio, 1, 2 e 3 maggio, un incantevole mostra mercato dedicata al mondo floreale, artistico, artigianale, con vendita al pubblico e tante sorprese, 3 giorni di colori, profumi, creatività con dimostrazioni dal vivo di tecniche manuali, artigianali, degustazioni di vari prodotti, consulenze gratuite su piante e fiori, laboratori didattici e creativi per bambini, intrattenimenti itineranti per grandi e piccini nei pomeriggi e nelle serate, un'area street food, fiori e arte sul Naviglio, 1, 2, 3 maggio, via Gozzardini, Alzaia lungo il Naviglio, a Gaggiano, Milano. Vedete che non vi faccio neanche andare tanto lontano, insomma, ci mancherebbe. Andiamo un po' più in giù, andiamo in provincia di Piacenza, a Vigolo Marchese, la terza edizione di A Spasso con cani e gatti. Chiunque, anche senza l'amico a quattro zampe, sono 2 percorsi, uno da 7 km, uno da 12 km, non ce la faccio. Iscrizione aperta anche per gruppi di più persone. Al ristoro finale vi aspetta pasta al forno e lasagna al pesto, slurp. Il primo premio, prosciutto crudo San Daniele stagionato 18 mesi. Al secondo premio, pancetta piacentina del salumificio Giordano. Al terzo posto, salame di Norcia. A spasso con cani e gatti. Marcia ludica non competitiva per aiutare il canile e il gattile di Piacenza. Raccogliamo cibo secco e umido per cani e gatti da donare al gattile. Domenica 3 maggio ci si ritrova in via Ippolito a Vigolo Marchese, in provincia di Piacenza. Ti immagini, stavo pensando io con i miei 3 gatti, sono loro che portano a spasso me. Torna l'antiquariato in Valle d'Itria, signori. Siamo questa volta a Martina Franca, in provincia di Taranto, centro fieristico Ortolini, signori. Antiquariato in Valle d'Itria. Mostra mercato dell'antiquariato, modernariato, vintage, dal 23 al 26 aprile presso il centro fieristico Ortolini a Martina Franca. L'ingresso è gratuito. Se siete in quella zona, Taranto, è bellissima idea. Andiamo a Rimini, località Bellariva, la quinta mostra de scambio del vinile, del CD da collezione, molto romantico ma anche molto in moda tra certi giovani. Hanno scoperto che si cucca prendendo il disco, mettendolo sul giradischi, puntando la puntina, facendo mezzo giro indietro, come facevamo noi quando facevamo radio negli anni 80, 90 quasi più, poi è arrivato il CD, non c'era veramente più gusto. 25 e 26 aprile, mostra, mercato, scambio del vinile, del CD da collezione, 25 e 26 aprile dalle 10 alle 19 presso il Teatro Parrocchiale Bellariva di via Regina Margherita 41 a Rimini, ingresso libero. Ancora appuntamenti da non scordare, perché è tutto un magna magna. Sono aperte le iscrizioni per la 4ª edizione della Mangialonga. Qualcosa mi dice che qui si mangia, ok? Mangialonga, camminata enogastronomica sulle rive del Po.
Ora, non so come funziona la cosa, perché o mangio o cammino. Se però è una roba che ti fa fare 500 metri, poi ti fermi, ti danno qualcosa, potrebbe essere sopportabile questa cosa. Iscrizioni entro il 30 aprile, 10 maggio, camminata enogastronomica sulle rive del Po. Cercate tutto su internet, si trova tutto quanto. Qualcuno ancora non crede a quello che Semivarin dice, anche in rassegna stampa. Ogni stupidata che dico ha una sua base scritta. Buongiorno, giorno. Siamo tornati nella vostra città, il piccolo Luna Park primaverile a Gorizia presso via Cadorna, aperto tutti i giorni. Dal 16 aprile al 17 maggio a Gorizia è arrivato il Luna Park, dalle 15 alle 19. Sappiatelo, il buon vecchio Luna Park. Sì, ci torniamo ogni tanto. Dove andiamo? Dove andiamo? Siamo a Sori, ecco, lo sapevo. Qua dove si... Ah, provincia di Genova, sì. Sussisa di Sori, la 10ª sagra della focaccia. Direi che qui preparate lo stomaco, formaggio, pizzata, sabato 16 e domenica 17 maggio, su Sisa di Sori, la sagra della focaccia. Bellissima idea farsi un weekendino nel genovese, soprattutto magari fermarsi anche a dormire. Sabato 16, domenica 17 maggio, siamo a Sussisa di Sori, in provincia di Genova. Ora andiamo a Castruccio. Qui si fa complicata la storia. Dove siamo a Castruccio? Bastardi, non me la scrivo. Il borgo di Monopoli, ok, Monopoli, tra fiori, arte e musica. Una giornata da vivere alla scoperta del borgo di Montopoli. Che dopo io faccio le figure, capisci? Cioè, Montopoli lo sanno tutti dov'è, io ho un vuoto di memoria, sarà l'età. Montopoli in Valdarno. Oh, sì, è certo. Provincia di Pisa, Toscana, ok? Montopoli in fiore, tra vivaisti, pittori, mercatino dell'artigianato, laboratorio per bambini, musica, intrattenimenti. L'associazione culturale Arco di Castruccio ti aspetta domenica 26 aprile dalle 9:30 alle 19. Nel borgo troverete vivaisti, artigiani, punti ristoro e molto altro. Trovate naturalmente tutte le informazioni su internet. La Stralegnanese, domenica 10 maggio, naturalmente a Legnano, la città del guerriero, ok? Stralegnanese, ci si ritrova alle 9:30 di domenica 10 maggio in Largo Tosi a Legnano. Ad Albissola invece, siamo in provincia di Savona, Albissola Mare in piazza Vittorio Veneto e piazza Lam dalle 8 alle 19:30, il mercato Riviera delle Palme, 26 aprile. I migliori ambulanti della Liguria vi offriranno una giornata di shopping a cielo aperto. 26 aprile, il mercato Riviera delle Palme ad Albissola Mare in provincia di Savona. Me ne sto per andare, ma prima Langalè, cos'è questa cosa? Ah, siamo a Corte Emilia. Wow. Aspetta un po'. L'appuntamento nel centro storico di San Michele, di cui inizieremo il percorso che ci porterà alla regione Loira, alla Casa Rossa di Castino, alla regione Via Rascio, alla strada Castelmartino. Rientreremo a Corte Emilia percorrendo il tratto asfaltato della grande traversata delle Langhe, un percorso che ci porterà a scoprire i tanti terrazzamenti che segnano il nostro territorio, le strade lastricate percorse dai nostri antenati, i tanti boschi che avvolgono le nostre colline, i terreni coltivati a nocciole, le tante cascine sparse, tra cui la cascina Lodola che ha avuto un ruolo importante nella lotta partigiana, le moderne strutture ricettive. Ci lasceremo suggestionare dai panorami che si aprono davanti ai nostri occhi dalla sommità delle colline e speriamo di incontrare le orchidee spontanee nella loro splendida fioritura. Ragazzi,
Corte Emilia, sabato 25 aprile, Alta Langa, naturalmente provincia di Cuneo, la camminata di primavera tra vecchie cascine e moderne strutture ricettive, percorso ad anello di circa 14 chilometri. Penso che quel giorno avrò degli impegni, ma ci risentiamo. È tutto da Sammy Varin, certo! Tutto ciò che ho detto lo trovate facilmente su internet. Nel caso abbia detto castronerie, sicuramente qualcuno se ne accorgerà e dirà: ah, ha detto una castroneria, ma ho trovato questa soluzione interessante per un weekend diverso dal solito. Grazie a Francesco, ad Andrea in regia. Per chi ci segue in diretta, restate lì perché tra pochissimo arriva il parlamentare della Lega, quello che ci fa il riassunto di ciò che accade ogni settimana e sono sempre cose belle. Ottaviani con la sua belva civile, tra pochissimo su Radio Libertà.